Buongiorno a tutti, ripeto, buongiorno, ben alzati. Dicevo che il Natale lo festeggeremo qua stamattina intanto con amici che sono arrivati precisi e puntuali come sempre, con i quali affronteremo argomenti di vario genere, medicina, polizia, quello che succede nei comuni, cosa vogliono. Perché dottoressa Ravenni, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Ma l'invito io lo faccio molto. Ti sono sincero, io ti avevo invitato più che come un urologo stamattina, come assessore alla sanità al comune di Rovigo. Poi capiremo cosa è successo. Cercheremo. Intanto buongiorno anche a Raffaele Padrone. Buongiorno direttore e telespettatori. Buongiorno. Polizia di Stato, UGL, vice segretario nazionale. Ricordo Sicurezza. bene? Sicurezza. E parleremo di insicurezza nazionale, perché ho accennato l'altro giorno. Facciamo con Raffaele Padrone e ci sono dei momenti veramente esilaranti, diceva qualcuno quando cantava, no? Dice, Madonna, che periodo esilarante. Ma insomma, che cosa succede in Italia? E poi dovete essere contenti, avrete 80 euro in più da gennaio, è stato approvato, quindi vi ritenete soddisfatti, sì o no? Vi sentite più ricchi? Più ricchi direi di no, perché con 80 euro c'è qualcuno che non si compra neppure la camicia. Liberati Dio che voi le avrete. Però non bisogna... quello che ci viene dato, guardi, lo prendiamo volentieri, visto che abbiamo 10 anni di contratto scaduto, no? Certo che l'imbroglio c'è stato, perché forse è stato prospettato diversamente. Direi che non si dice mai poi in fondo la verità, no? Anche questo governo, come altri precedenti, non è che questo si è trovato una patata bollente da portare avanti. Il problema è che non ci viene mai, o quantomeno all'opinione pubblica non viene mai raccontata la verità. Questi soldi sono stati dati, però a fronte del 2016, quindi dal 2017 torneremo a parlare di soldi, perché torneremo a parlare di contratto. È previsto all'interno del 2016 l'inizio degli accordi per ottenere questo contratto scaduto, ripeto, sono già 3 i contratti scaduti, quindi 10 anni di arretrato. Quindi 80 euro sì, adesso vediamo, perché credo che siano erogati da marzo, così ci viene detto, e comunque dal 1° di gennaio ci sono in busta paga, dovrebbero apparire, ripeto, a marzo, ma dal mese di gennaio. Quindi innanzitutto chiariamo che è solo per 2016, poi la gravità, per me è grave questa cosa, perché io sono sindacalista, quindi un po' anche il difensore, no, dei colleghi. Mi deve dire questo governo perché al comparto sicurezza sono stati dati questi 80 euro, e visto che in questo comparto sicurezza ci sono anche i colleghi, perché io chiamo colleghi i vigili del fuoco, non sono stati dati 80 euro anche a loro, che rischiano la vita come noi, sono i primi a intervenire come noi, e sono quelli che veramente la gente chiama, guardate, ai centralini dei 115 cosa non arriva. Quindi mi dà fastidio che siano stati esclusi queste persone da questi 80 euro. Mamma mia. E sono stati dati magari ai ragazzi diciottenni che speriamo che dicono che devono essere spesi solo per acquisti di viaggi o spese di cultura, no? È stato messo in questa voce, però mi auguro, insomma, che questi 80 euro ai giovani 17enni o 18enni, come si vuol dire, insomma maggiorenni, servino veramente a qualcosa, e hanno escluso, ripeto, persone come i vigili del fuoco. Questo è un po' la situazione sugli 80 euro. Ok, per quanto riguarda invece 500 i giovani. la dottoressa, cos'è? Sì, No, ai diciottenni erano 500 500, euro. sì, 500, sì, no, sì, no, ma poi 500, ci arriviamo a diciottenni
perché ragazzi qui No, stanno perché sennò facendo in una viaggio propaganda. vai fino a Roma e torni indietro con 80 euro. Insomma, Alessandro, stanno facendo una propaganda che tu non hai idea, guarda, per acquisire. Questa è propaganda pura. 500 devono però dimostrare che servono questi servono soldi per acquisti, per la cultura. per la cultura. Vabbè, si compreranno un PC, ci rimetteranno, non so. Guarda, sono gli intrighi che ancora Il io... problema è che non si trovavano i soldi per la sicurezza fino all'altro giorno, ripeto, per i contratti, per queste cose, adesso di colpo con questa ci sono elezioni in giro, non lo so, Vabbè. non mi Sì, interesso fra di un po'. politica. Fra un po' ci sono. Ah, ok. Comunque affronteremo piano piano senza allarmarci. Pronto? Pronto? Sì? Dottor Vito, buongiorno. Sono la nonna Piera di Melegnano. Melegnano. Piera, mi dica. Allora, innanzitutto faccio a lei e la sua famiglia i più migliori auguri della Sindaco che fa vita. fuori Basta la migliori, Ai noi nostri più del migliori. suo Però- partito. E ai nostri cari che avete lì. Scusi? Dica, Non ho dica. capi- Dica. a tutti voi buon Natale e le mie 99 primavere di oggi. Oh, beh, che Sì, bellezza. sì, sì. Auguri, Sono auguri. tanto contento, ho i miei 11 figli qui oggi e io sono con 27 nipoti. Oggi Madonna, festeggio, guardi. che bellezza. Poi vi dico una cosa, l'augurio ai Marò, al signore che c'è lì della pulizia che adesso diventerà ricco con gli 80 euro, grazie a Renzi che mi hai tirato via 75 euro della pensione, e poi vi dico un'altra cosa. Per darla ai poliziotti. Sì, sì, mi ha dato il champagne. Mi ha dato il champagne Renzi. Brava. Mi piace perché è un sornione, guardi, un sornione. No, non mica Sa quei tanto. gattoni che fanno il sornione. Lui è uguale, uguale. Va bene. È di una furbità che non le fa niente. Auguri, un bacio a tutti, caramente un bacio grosso, grosso, grosso. E auguroni, ciao a tutti. Ciao Piera, Auguri, mamma signore, mia auguri. che bella, 99 anni ragazzi, sta per raggiungere il secolo. Auguri, auguri, auguri. Quindi, vabbè, io non voglio commentare queste cose perché... dimmi padrone, perché devo Allora, fare- lei sa benissimo, forse gli amici che sono qua con me, io faccio il sindacalista è quello che rompe poi le scatole, no? Dicevamo prima, però il problema è che al bar direbbero, ma senti chi parla, cioè è vero che è l'esecutivo che fa le leggi e propone le leggi e vota, il problema, parlano proprio questi, che fanno le assenze più grandi e hanno gli stipendi più alti di tutta l'Europa, ma anche fuori. Cioè, i nostri politici a Roma non hanno gli stessi stipendi né nostri, e credo che la professionalità invece che dimostrano i medici o nell'ospedale, negli studi, è comunque valutabile non per quello, ma perché ci sono arrivati. Certo. Noi abbiamo degli onorevoli che magari si interessano di sicurezza e magari sono commercialisti, perché sono stati votati, sono stati eletti e sono lì. Noi abbiamo alti funzionari che decidono su come fare i protocolli di intervento e poi escono con quella che ci dicono, mi raccomando, se ammanettate uno non ammanettatelo disteso così, supino, prono, chiedeteli se vuole inginocchiarsi. In America non è così, in altri stati non è così. Allora, visto che abbiamo voluto copiare i regolamenti e i codici, le procedure di intervento di altri, in tribunale, in aula di tribunale, perché non copiamo allora gli interventi che fanno in Francia? Perché non copiamo gli interventi che fanno in America? Lì nessuno fa lo stupido e se lo fanno pagano. Certo. Cioè, poi magari si va sotto processo, ma non, poliziotti americani ultimamente stanno andando sotto processo, però qua un poliziotto non si può permettere di sparare e neanche di utilizzare il laser, cioè il taser per rendere inefficace
l'avversario, cioè noi dobbiamo stare attento a tutto, ma perché le leggi, anche da noi, i regolamenti, le norme di intervento li fanno magari persone che non sono mai state in strada e quindi ecco perché magari che questo non conoscono i reali problemi, che non conoscono la strada. Ma lei per si immagina se con un tossico, con un delinquente incallito, con gente che è abituata in altri paesi o in ISIS a tagliare le teste, se viene qua se ne frega al fermo polizia. La gente deve stare in strada una sera, venire fuori in macchina della polizia e che veramente, allora qua si parla di isole felici, ma veramente uscire di una Padova, di una Milano, di una Napoli, cioè dove ci sono i delinquenti veri, certo. o con questi stranieri che arrivano, nessuno sa chi sono. Siamo invasi, c'è siamo gente invasi. che cammina a destra manca, chi vive, chi sta fuori, pazzesco. Fabio. Se tu vedi ad Abano, che è una città, pazzesco. ma come una mia piccola cittadina dove io abito da 1983, insomma, no? Cioè, se voi uscite in questo piccolo borgo, diciamo, è una cosa impressionante. Ma gente che sta lì al bar a gozzovigliare, io dico, ma questi, possibile che tutto il giorno non hanno niente da fare? E ad ogni angolo, e qui io dico ai vigili, per tutto il rispetto che posso avere perché lavorano egregiamente in Abano, però sono ad ogni canton, ad ogni posto lì a rompere, io dico rompere le scatole perché sono tutti neri poi. Dici ma sei razzista? No, ma sono stanco di vedere ad ogni punto questi qua a disturbare. Ma i soldi dove li prendono? E più quelli che sono nei supermercati, solo in uno del centro non vedo nessun extracomunitario a chiedere perché evidentemente hanno fatto un buon lavoro quelli che lavorano all'interno i titolari di supermercati, perché se questi se ne fregano è chiaro che questi qua da mattina a sera sono lì a chiedere l'euro a questi qua. Ma i soldi questi, poi giocano le macchinette, fumano, hanno il cellulare, arrivano, sono profughi, che io ripeto sono clandestini, perché se uno arriva senza documenti è clandestino, non è che è emigrato come facevamo o si faceva 100 anni fa i nostri che nonni. Deve in quarantena anche, allora, prima di entrare in una nazione. Cioè, non è questo. Dove trovano i soldi? C'è gente in Italia che muore di fame veramente, non va a giocare alle macchinette. Questi giocano alle macchinette, hanno il cellulare, l'ultimo modello, cioè, non si può fare nulla. Poi entrano al supermercato, rubano, e vieni chiamato come polizia, carabinieri, vieni chiamato. Ma che gli fai? Non gli puoi fare niente, non lo puoi mandare via dall'Italia. Anzi, lo devi identificare e inizia un iter che praticamente diventa cittadino italiano. Mamma mia. Pronto? Pronto? Chi è? Pronto? Sì? Buongiorno. Dispiace il periodo di Natale parlare di ste robe, ma è necessario perché adesso vedrete cosa accadrà sti giorni dentro, l'invasione, vedrete. Lo diceva giustamente il professor Galan, oggi c'è una roba, domani il contrario di tutto, tutto è il contrario di tutto, qua cambiano le regole dalla mattina alla sera, non si capisce più dove si va e soprattutto che cosa siamo in grado di offrire, fino a che punto siamo in grado di offrirlo. I turni europei stanno mandando a gambe all'aria la sanità. L'obbligo del turno europeo ci sta mettendo, come dire, in ginocchio. Alla carità. Pronto? Pronto, buongiorno professore Franco Lavoara Pisani. Buondì Franco. Buongiorno a tutti. Vorrei dire 3 cose velocemente quanto più possibile. Alla signora vorrei dire che forse, spero non manchino i medici, quella forma riverenziale e di sottomissione dell'ammalato di una volta, il quale era trattato con tutte le infermiere che gli dava del tu e che lo trattavano piuttosto male molto spesso. Ora, se è vero che c'è una forma arrogante da parte di qualcuno, c'è anche una presa di coscienza dei nostri diritti e di non essere trattati così male come una volta succedeva molto spesso. E glielo dico con cognizione di causa non personale, ma estesa per vicende vissute e viste e constatate.
Un'altra cosa io vorrei anche dire al signor poliziotto. Lei, professore, ben sa che io sono un galantuomo, sono dalla parte della legge, papà carabiniere e madre educatrice, magari sarò venuto anche male, ma rispetto la legge. Vede, signor poliziotto, io ho molto rispetto della legge e Dio sa quanto, però io voglio una polizia più preparata, più organizzata, con della gente in gamba e più pagata, affinché non succedano le cose di Bolzaneto, che non succedano le cose di Cucchi, che non succedano le cose di Aliprandi, e qui venire a parlare un po' come una barzellettina che dovreste chiedere se si mette in ginocchio o se la vuole davanti o dietro, questo o quell'altro. No, signore, però l'abuso da parte dei poliziotti non lo accetto e mi batterò contro queste cose e non la metto nella media, perché i poliziotti vanno rispettati, chi è nelle vostre mani deve essere rispettato, non riverito, rispettato. D'accordo, Queste cose abbracci a tutti. Molto d'accordo. Io sono pienamente d'accordo sull'abuso, che chiaramente quello che dice il Signore, l'abuso non deve essere fatto in nessuna professione, nessun mestiere. Certo. Riallaccio un attimo al discorso e rispondo brevemente anche al Signore. Forse i medici, io magari lo so, magari c'era una volta, almeno voi avete un rischio di professionalità, avete magari, non so, i vostri legali, se l'intervento va male, se avete una denuncia, quello che non ha il poliziotto, che non ha l'uomo delle forze dell'ordine. Uomini e donne delle forze dell'ordine non hanno questi privilegi, chiamo privilegi, nel senso che non abbiamo il legale rappresentante delle forze dell'ordine. Nel momento in cui si ritiene di aver sbagliato, paghiamo 2 volte disciplinarmente all'interno della nostra amministrazione. Quindi un iter processuale anche all'interno della nostra amministrazione e un iter poi penale, se si scende nel penale. Certo. Adesso dire che quello che è successo a Cook o è successo in altre occasioni, allora qui è una cosa che veramente va presa non con le pinzette, caro telespettatore. Guardi, io poche volte, e ho risposto, stia ben attento, io poche volte quando vedo un poliziotto che finisce in tribunale viene assolto. Chi capisce, capisca. Ecco. C'è prima di andare in pausa. Questo, pronto? Buongiorno direttore, buongiorno a tutti, Pietro da Pavia. Pietro da Pavia, mi dica. Visto che c'è una rappresentante della Polizia di Stato, Sì? al contrario del telespettatore che ha parlato prima, io certi fatti sono più propenso a considerarli cedimenti che abusi di potere. Perché quando un poliziotto si trova davanti degli individui che gliene dicono di ogni, e il poliziotto è un essere umano di carne e ossa, non può subire indifferentemente certi attacchi, è anche comprensibile che poi perda le staffe e ci vada giù. Cioè io le posso, certe cose le posso anche capire, perché ho visto io con i miei occhi comportamento, come si comportano i malviventi davanti alla divisa oggigiorno, li chiamano puffi, li prendono per fantocci, gli dicono di ogni, ma come si può? Come può una persona, un essere umano subire certi affronti, certe cose? Ma io li capisco più che chiaramente. Quello che capisco un po' meno, anzi molto meno, è quando uno chiama una pattuglia perché si sta realizzando un atto vandalico, arriva la pattuglia, la incrocia, gli dice ho chiamato io, il fatto sta succedendo là in quella direzione, in quella posizione, e loro chiedono i documenti a chi ha chiamato, vanno a come si dice, vanno a verificare, vanno a indagare a chi ha chiamato, e intanto il tempo passa e quelli hanno il tempo di andarsene. Grazie Questi sono Pietro. i poliziotti
che non gli va neanche un centesimo, agli altri 800 euro al mese. Grazie Pietro, grazie. Rapida risposta. Rapida risposta. E questo fa parte di quel famoso iter che le dicevo. Quindi va identificata la persona che chiama, perché siamo costretti a sapere perché e per come e chi ha chiamato. Questo fa parte, guardate, di questo sistema organizzativo. Noi non possiamo, perché poi dobbiamo andare a rispondere, prima ai nostri superiori e secondo alla magistratura, ma perché poi arriva l'avvocato, perché se poi viene identificato l'autore di quel furto, di quel reato, dobbiamo giustificarci col tribunale, ma chi vi aveva chiamato? E in primis dobbiamo giustificarsi con l'avvocato della persona che ha commesso il reato. Ma siete sicuri? A che ora siete stati chiamati? La sala operativa a che ora ha ricevuto il messaggio e a che ora siete intervenuti? A che ora siete intervenuti? Chi avete trovato sul posto? E perché e per come? Siete sicuri oppure era il compito? Cioè, è l'iter, è il sistema, caro telespettatore, che non funziona. Non sono i poliziotti che non funzionano, che devono stare troppo attenti a quello e come quello che devono fare. Questo. Pronto? C'è qualcuno in linea? È lì il problema. È lì il problema. Ragazzi, se non c'è... Posso dire una cosa sì. in merito sempre a questa? A me piace sentire che la gente è attenta a queste problematiche della sicurezza, come piace sentire i politici oggi parlare di sicurezza. Ma come non essere attenti? No, ma sa Raffaele cosa Padrone, significa, direttore? siamo vittime oggi. Sì, ma sì, siamo invasi, no. Però il problema è quanto capiscono, oggi si capisce quanto è vecchio il sistema sicurezza in Italia. No, perché non si, adesso si capisce perché non si riforma. Il punto di domanda? È perché non si fa nulla. Perché voi non vi fate rispettare perché di poi, più. Perché poi devo andare io davanti al tribunale, non il Poletti là, di turno. Poletti di turno. Come si chiama? Poletti. Poletti, Il ministro ecco. Poletti. Che venga lui! Il ministro del lavoro che si occupa. Bravo. Pronto, ragazzi? Sì, guardi, sono Enzo, sto telefonando da Alessandria. Enzo, mi Io dica. volevo far presente una cosa. Io ho chiamato il 113 perché c'era un camion che veniva a sversare dei liquami nella zona industriale D3 di Alessandria, il che dopo 5 minuti è arrivata la polizia e chi ha compiuto questo malefatte è venuto a minacciarmi. Io ho telefonato al 113, ho detto come io denuncio uno che viene a fare queste cose e voi altri date il mio indirizzo, perché quello è venuto a minacciarmi. Allora lui mi dice, ma in modica quantità si può versare? Questa è la risposta, ho detto, venga da un giudice a dire queste cose, venga da un giudice, questa è la risposta. Ecco, Va bene. ben chiaro, io andrei davanti a un giudice e direi il giorno che ho telefonato tutto, perché queste sono cose vergognose. Grazie Enzo. Questo sistema, Ragazzi, che sistema italiano? Direttore, questo sistema, io ho una persona E cara. poi dicono che c'è omertà, perché nessuno interviene, nessuno parla. Direttore, io guardi, ho fa? una persona cara che ha assistito a un incidente stradale l'anno scorso. Ha telefonato ai colleghi, sono venuti, sono arrivati sul posto, non era la sua città, quindi lui ha chiamato al 113, fortunatamente esiste ancora il numero 113 che vogliono unificare anche sta cosa, è arrivato, è stato ascoltato, ha dato, io ho visto l'incidente, si è svolto così, funziona così, bene, dopo un anno sono arrivati i carabinieri a casa di questa persona a me cara, va bene, e gli è stato contestato la falsa testimonianza, si è dovuto trovare un avvocato, anzi sono intervenuto per almeno consigliare l'avvocato, è iniziato un iter per la falsa testimonianza e il concorso nel reato nella falsa testimonianza con l'investitore, perché lui aveva assistito all'investimento. Sa cosa è successo? Che l'investito era uno straniero che ha trovato dopo un anno un testimone. Lasciatemi fare l'indagine, non posso perché è troppo cara, si tratta di mio fratello, ma io voglio dire, chi era questo testimone? Dopo quanto?
cosa faceva qua questo testimone? Lavorava? A che ora lavorava? Noi Allora, siamo- cioè, ha capito come Sì, funziona sì, in Italia? ho Poi la capito, ho gente si arrabbia con la polizia. Sì, questa dice- libertà di operare, no? Sia Sì, sì, sì. nelle professioni. Questo, noi prendiamo un poliziotto che esce dalla scuola e viene messo in strada, vi rendete conto che responsabilità penali e civili ha lui sulla strada nel momento che deve decidere se Certo. fare o non fare una cosa, sparare o non sparare, ammanettare o non ammanettare, privare la libertà o non privare la libertà? Mamma mia. Cioè, Cioè, perché poi, come giustamente diceva il dottor Galan, poi ci sono, ma perché l'hai fatto? E se l'hai fatto è andata bene, sei stato anche bravo, ma se non l'avevi fatto, ma non dovevi forse farlo? Capisce qual è il discorso? No, è come si parlava prima del signore che è stato identificato. Vado in cerca del ladro, faccio un esempio, sbatto la macchina, avanti, per cercare il ladro sbatto la macchina. Perché eravate là? Per cercare un ladro. Chi vi aveva chiamato? La sala operativa. E chi c'era lì sul posto? Un signore, chi? Finita. Finite, sì, no. È finita! Io vi ho fatto un esempio così, a parte che si paga la macchina lo stesso. Sì, sì, Che tu sì, corri sì. rapina, non corri rapina, se sei in sirena, non sei in sirena, comunque. Questa informazione, non le palle che vi scrivono gli altri, a volte Sì. io ce l'ho con la carta stampata, lo dico. Perché Perché se fate un raccontano incidente la favole, macchina la raccontano... paga chi guida. Eh sì, il responsabile è l'autista e in più il capo pattuglia che doveva, perché poi succede, il capo pattuglia doveva dirti Ma dai. di andare un po' più piano. Sì, perché non è. Ma stai Cioè, scherzando, dai. Scusi Ma signor queste- Ladro. Scusi signor ladro, Vada un lei po' non più vada piano, così sì. È un po' forte, che io pericolosetta. ho la 1, lei c'ha il Porsche, io non posso correre come lei, se sbatto la macchina e la fondo poi me la pago. Ma dai. Cioè, allora, povero fratello mio, Antonio, mio fratello, ha guidato la macchina dei carabinieri per 20 anni, insomma. Quindi ha rischiato anche lui per tanto tempo, insomma. Ma guardi che noi non abbiamo, lei se va a un'assicurazione. Sì, perché era io sulla so- strada, insomma. Allora, faceva- noi non abbiamo vi parlavo prima di responsabilità, di questa assicurazione professionale che ha il medico se durante l'intervento, non so se esiste ancora, o è esistita, Sì, c'è. Io no, io mi pago il giudice, mi pago l'avvocato, mi pago le spese legali, più le rogne nell'amministrazione, più la macchina. C'è gente che paga mesi e mesi, anni e anni sul quinto dello stipendio per poter pagare l'autovettura perché durante la rapina ha sbattuto, ha fatto. Tu pensi che c'era una mia amica, diciamo non di Facebook, ma mi ha scritto l'altro giorno fa, dice, che fine hanno fatto quelli che gettavano le monete a Crax, vi ricordate quando Crax muore che gettava? Cioè, evidentemente sono tutti quelli che gestiscono il potere oggi, quelli che governano oggi. E mi tocca dire sì, è proprio così, ragazzi. Speriamo di non sbattere la maglia 80 euro in un mese, neanche il fanalino, la freccia dell'autovettura, ci pago. Dai, ma mi fate arrabbiare la mattina alle 6, cavolo. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Chi è? Sentito. Chi è? Roberto da Venezia. Buondì Roberto. Due cose semplici e veloci. La prima riguarda il rappresentante sindacale delle forze dell'ordine. Sì. Vi chiedo un favore mio personale. Agite prima che sia tardi. Chiamatelo colpo di Stato, chiamatelo come volete, ma agite prima che sia tardi. Io sono pronto a mettermi in prima linea davanti a voi, ma agite. Seconda cosa, chi ha governato e sta governando ancora oggi questo paese negli ultimi 40 anni, al migliore tra loro non darei da gestire nemmeno la vasca di contenimento dei reflui di una stalla di maiali. Buongiorno signori, e mi perdoni signor Vito se non faccio gli auguri, ma sinceramente non sono in condizioni di fare gli auguri di Natale, non me la sento. Mi perdoni il direttore e buongiorno. Buongiorno, va bene. Intanto ringraziamo questo telespettatore. Questo dimostra ancora che comunque la fiducia nella polizia, nei carabinieri, nelle forze dell'ordine c'è.
e direi insomma che è questo che ci dà forza, nonostante questo sistema noi non riteniamo sia quello migliore. Credo che insomma ci dia la forza, proprio ascoltando queste telefonate, ci dia la forza di andare avanti, direttore. Ma dire da qua a reagire è un po' una parola pesante, no? Dobbiamo stare attenti anche come rispondiamo e come dimostriamo le cose. Avete assistito magari, perché poi si rischia di andare nel populismo, no? Si usa questa parola adesso, il populismo, e magari si arriva a essere indagati addirittura per aver denigrato la polizia. Sa, tutti questi famosi servizi che adesso stanno mandando in onda in televisioni private, alcuni colleghi sono stati indagati per aver detto, anche perché sinceramente si rischia di mettere poi a rischio la vita degli stessi colleghi. Attenzione anche ai miei colleghi sindacalisti nel dire quello che non va bene nei mezzi, nel senso, parlo giubbotti antiproiettili, colpi, no? Questa famosa polemica, perché mettiamo comunque a rischio anche la vita di chi va sulla strada. È vero, ci sono dei giubbotti che sono stati messi fuori uso perché dopo 10 anni devono andare fuori uso, ma da lì a prendere, come è stato dimostrato, un giubbotto scaduto anni prima per far vedere che il giubbotto della polizia è scaduto, non va bene, perché corrisponde a una realtà errata. Allora, non ci sono per tutti, mi sta bene, sono scaduti, è vero, ma c'è un rinnovo che è lento, perché i soldi per la sicurezza non si trovano. Guardate cosa sta succedendo al Giubileo. Al Giubileo ci sono, stiamo pagando fior, stiamo pagando noi tutti, non gli uomini delle forze dell'ordine, stiamo pagando fior per far dormire colleghi in hotel dignitosi, va bene? E io sono dell'idea che chi ha organizzato questo Giubileo, chi ha deciso di farlo, se lo doveva pagare, come negli stadi si devono pagare il Papa, insomma. Il Papa, ma che io voglio bene al Papa, sono cristiano, ma voglio bene anche questo Papa. Ero lì il giorno che l'hanno consacrato Papa, vescovo di Roma, per servizio, tra le altre cose. Però voglio dire, quanti, per chi conosce Roma, quanti immobili ha il Vaticano? Potevano dare posti letto a tutti gli uomini delle forze dell'ordine, e sono circa 3.000 al giorno gli uomini che lavorano costantemente lì e garantiscono la sicurezza. E poi tutte le polemiche, perché adesso si è rallentato tutto, perché adesso che facciamo i controlli si sono rallentate tutte le cose. Cosa vuol dire? Che ci sono le file per entrare, non so, ai musei vaticani. Beh, ditemi cosa volete, perché se dobbiamo controllare, se non dobbiamo controllare non andiamo. Allora, questo è quello che volevo dire, cioè uscire da questo sistema, attenzione, ma criticarlo in una maniera giusta e corretta. Questo è quello che io cerco di fare, insomma. Dice un nostro amico, buongiorno professore, forze dell'ordine e medici, due categorie delle quali andare fieri. Beh, io vado fiero per quelli che sono qua stamattina, proprio in maniera notevole. Unica nota critica: il poco impegno dei vertici dei due importantissimi rami finalizzati al benessere e alla difesa del cittadino, come per la sicurezza sui posti di lavoro, fondamentali le denunce che arrivano dalla base. Credo che questo abbia ragione, insomma, no? Cioè vuol dire che si fa poco, no? per voi, e poco anche perché adesso c'è questa rincorsa a battere, insomma, no? Come si dice, mitra contro i medici, e lo ha rilevato anche questo nostro amico, perché ha scritto una lettera notevole su quello che sta facendo, cerca di fare Poletti. Riprendiamo il discorso dopo la pausa pubblicitaria. Allora, c'è Betty Bonomo che dice: buongiorno, vorrei rispondere al telespettatore che ha incitato le forze dell'ordine ad un colpo di Stato.
I generali, dice, e gli alti graduati, con gli stipendi che prendono, che percepiscono, non lo faranno mai un colpo di Stato, non lo organizzeranno mai, è così? È così, innanzitutto può essere così perché gli mancherebbe lo stipendio, ma poi sono i soldati che vanno in strada, non sono i generali, non è come... sono loro che muoiono, insomma. Sono i soldati che muoiono. Quante ne sono morti per darci Non è mica come Napoleone che andava in campo lui. Ma è da pensarci. Io ne parlavo spesso, ogni tanto, Alessandro, faccio così un pensiero. Insomma, voi siete stati da Ciago, avete visto, no, il sacrario si chiama così, dove ci sono tantissimi morti italiani che sono morti per la prima e anche la seconda guerra, soprattutto mondiale. Quante volte tu vai dentro, lì percorri, vai a vedere tutti i nomi, tutte le persone che sono morte per noi. Non ci sono generali. Soldati, tanti soldati, tante persone semplici. Certo. E tanto che io, quando siamo in queste situazioni, quanti politici sono andati lì a visitare? Quante persone sono riuscite ad ascoltare dico sempre io, il silenzio di questo posto che ci ricordano le persone che si sono sacrificate per noi, per darci una unità italiana che questi signori l'hanno disgregata. Pronto? Buongiorno. Chi è? Buongiorno signor, sono Elvira e chiamo da Ferrara. Buongiorno Elvira. Senta, io se possibile vorrei parlare col poliziotto. Eccolo qua il poliziotto. Bello, giovane, no, è vecchio la polizia ormai. Dica signora, dica. A me mi sono successe delle cose veramente strane. Tipo? Con la polizia. Tipo? L'ultima che mi è successa 2 anni fa e che non sono capace di dimenticare perché io tutte le notti sono sveglia a pensarci. È morto mio figlio, è stato trovato morto in casa. Quanti anni? Quando mi sono presentata... Quanti anni aveva? 36. Ostia. Quando mi sono presentata in questura dicendo i miei sospetti e se c'era la possibilità di fare delle indagini, sono stata minacciata di essere arrestata perché chiedevo di fare indagini. No. È possibile una cosa così? La polizia. Io resto basito, eh? Sì, anch'io rimango basito. Vuole aggiungere qualche altra cosa, signora? Sì. Aggiunga e poi le risponde il poliziotto. Aggiunga qualche altra cosa e poi chiudiamo. Insomma, sono 4 anni che io vado avanti con una cosa di questo genere. Mio figlio era stato minacciato per 6 mesi, trovava sulla porta di casa Che lavoro, signora, mi scusi, che lavoro faceva suo figlio? Mio figlio non lavorava, era pensionato perché aveva il diabete molto alto e doveva fare 3-4 insuline giornaliere. Ho capito. Vabbè, perciò viveva con la pensione. Ho capito. Va bene signora, grazie. Io innanzitutto chiedo scusa se si è verificata una cosa del genere, chiedo scusa. Non posso credere chiaramente oggi solo a lei, ma mi è obbligo anche sentire quello che è successo quella volta da parte dei colleghi. Sa, è una cosa abbastanza grave quello che lei denuncia oggi e quindi non voglio dare ragione a lei, ma non voglio dare ragione neanche ai miei colleghi, questo è ovvio. Siccome il reato di omicidio non va in prescrizione, io l'unico consiglio che posso dare è chiedere l'attività di indagine tramite legale. Quindi, siccome lei lo può fare sempre, non va in prescrizione, che se si scopre il ladro dopo 40 anni, almeno che non sia morto il ladro, ma va arrestato. Quindi
vada, io quello le posso consigliare, di andare da un buon legale, da un buon penalista della sua città e chiedere la revisione degli atti. Ma vedi, se non può pagare un penalista, questo è il... insomma, comunque che vada, perché ci sono dei fondi di giustizia, ma voglio dire che vada a chiedere un'attività di indagine, cioè che si rivolga veramente a qualcuno presso il tribunale, perché però il buon poliziotto, se questa mamma dice un'attività di indagine deve essere stata fatta, voglio dire, non è, cioè, insomma, il genitore che va a dire mio figlio è stato denunciato, è stato minacciato, non è possibile non tenere in considerazione una cosa del genere. Appunto. Perché se me lo dice il vicino di casa è un conto, e comunque ne prendo atto, ma la mamma, insomma, è una cosa abbastanza... Questa a Ferrara, pronto, nella civilissima Ferrara, pronto. Tolto la tassa. Mi chiedono, dopo questa telefonata mi risponde, sì. Che fine ha fatto l'Euro Genfor? Non sai cosa sia. È un sistema di polizia europea. Ho capito. Mi chiedo che fine ha fatto, dopo mi risponde, dopo questa telefonata, Ecco, risposta chiara e sintetica. Che fine ha fatto sto? Questo fa parte, rispondo velocemente, perché allora è un sistema di Interforce, chiamiamolo così, delle polizie europee, studiato, sono state fatte anche delle selezioni per poter prendere parte a questo gruppo, che purtroppo è rimasto non da parte perché è esistente sulla carta, ma poi operativamente sospeso da questi tagli, da questi 3 miliardi e mezzo di tagli che ci sono stati in questi ultimi tempi solo per il comparto sicurezza. Quindi una cosa che esiste con una sua struttura, ma che poi fondamentalmente prende parte sempre nelle solite direzioni, c'è la Criminal Pol, ex Criminal Pol, ma comunque direzioni e polizie europee con questa nostra comunicazione, ma non c'è poi sul campo, sul territorio. Proprio qui a Vicenza doveva essere uno dei posti dove la struttura doveva prendere piede, ecco. Quindi ho risposto velocemente, credo. Hai fatto bene. Pronto? Pronto, buongiorno a lei e buongiorno per le feste a lei e a tutti i suoi. Sono Franco da Udine. Sì. Allora, dicevo, già una volta avevo detto a lei e praticamente a un altro poliziotto che era intervenuto, perché non i poliziotti che hanno una certa età non vanno in magistratura, come ha fatto Di Pietro, e praticamente giudicano i loro poliziotti, via. Ma possibile che dobbiamo sempre sentire queste lamentele da parte della polizia? Si facessero magistrati e quindi sanno cosa succede nel loro lavoro. Non è così facile. La salute e buone feste. Risposta rapida anche per te, dai, veloce. Non si va in questi posti per alzata di mano o volontarietà, caro telespettatore. C'è un iter un po' particolare, insomma, non è che si diventa magistrato così perché uno vuole. Magari, ecco, potrebbe essere che il magistrato si affidi, faccia nascere questa figura di collaboratore, di assistente, magari non lo so, così mi invento in questo momento, ma certo non è che da oggi a domani puoi diventare magistrato, insomma c'è un iter, una laurea in avvocatura, poi in magistratura, un concorso, poi non so se i concorsi sono tutti belli, freschi, trasparenti, però intanto si diventa magistrato tramite un concorso. Quindi, sono dei concorsi molto seri, credo che siano dei concorsi molto seri. È come il notaio, cioè sono cose, per diventare magistrato bisogna fare un concorso non facile, così come il notaio, insomma, ecco, però vuol dire, non si diventa magistrato per alzata di mano. Questo... Scusa, non mi hai parlato di invasioni? Abbiamo detto che siamo invasi, tu non stai facendo niente come poliziotto, scusa. È vero, non sto facendo niente, però come sindacato invece sì, tanto. Come sindacato abbiamo fatto tanto quando questi signori arrivavano via mare, e quando arrivano ancora, anzi forse è ricominciato
la via del mare è ricominciato, tant'è che molte città, e questo è un grave problema, nel senso che dalla città la polizia viene tolta e mandata in questi punti di sbarco, e quindi togliamo sicurezza dalle città e le mandiamo a controllare le coste. Il problema, si parlava di sanità perché appunto abbiamo toccato questo tasto, perché grazie alle forze sindacali siamo riusciti ad ottenere in questi posti i presidi sanitari. Quindi queste persone, quando venivano identificate, venivano anche visitate, almeno un primo screening. I profughi. Sì, questi senza documenti. Queste persone senza documenti. E non avete pensato, no? Sì, alcune volte le abbiamo spediti a casa con gli aerei, pagando noi, e li abbiamo rispediti nel loro paese d'origine. Ma il problema vero è che adesso che arrivano via terra diventa un problema sanitario, perché queste persone non sappiamo da dove arrivano. Arrivano nelle strutture Onlus, Caritas e via dicendo, e li mandano, non è che li accompagnano, gli dicono andate presso le questure a fare le prime carte per diventare cittadini. Problemi sanitari, perché queste persone arrivano, non sappiamo, non vengono visitate, non sappiamo se portano malattie contagiose, e hanno un front office con i nostri colleghi, i quali devono lì stare ad ascoltare e magari il giorno dopo sapere o leggere che sono stati ricoverati per gravi malattie, e gravi malattie anche contagiose. Certo. Questo è il problema. Allora, scarsità nella nostra prevenzione. Abbiamo richiesto sindacalmente in tutte le città di avere delle mascherine, perché ci avevano dato, direttore, dovete sapere, ci avevano dato le mascherine chirurgiche. Allora qua c'è una cima, un luminare. Comunque faccio l'oculista io queste cose. Però, insomma, medici che comunque vi siete laureati in medicina. Ci sono delle malattie importanti che non vengono protette con la mascherina, cioè quelle sono mascherine chirurgiche, cioè eravamo noi che non dovevamo infettare loro praticamente indossando quelle mascherine. E allora abbiamo chiesto le mascherine famose con la protezione ossigeno, queste cose. Non vi hanno detto di girarla, no? No, meno male, va che non c'è dato di girare. Ma sono finite anche quelle, quindi il problema è che oggi abbiamo chiesto, prima di arrivare lì, abbiamo chiesto presidi o nelle questure o davanti, ma ci hanno risposto che sono le prefetture che fanno queste cose, e lì c'è un problema di soldi. A posto siamo. Una domanda, no? Perché qua abbiamo fiore dei medici. Allora, ci avevano detto che, secondo me, una cosa mi può rispondere proprio lei, professore, non è l'utilizzo, siccome tocca anche noi sicurezza nei posti di lavoro, no? Ci fanno le visite perché stiamo davanti ai computer. Non è che tutte queste malattie nell'età ormai anche giovani, no? Si parlava prima della malattia senile, che oggi non è più senile. Si parlava di occhi, perché non è che il fatto, come ci hanno raccontato, del cellulare per i nervi, per i tumori, e i computer o aggravano o sviluppano in età precoce queste malattie. Forse qualcuno vorrebbe anche da casa fare questa... Domanda interessantissima, talmente interessante che io rispondo che l'oculistica se ne occupa da molto tempo. È una branca che si chiama ergoftalmologia e studia proprio tutti i rapporti che ci sono nell'ambiente anche lavorativo tra gli occhi e quello che si fa. Fantastico. Anche cellulari. Adesso per esempio è venuto fuori che tipicamente potrebbe essere dovuto la miopia in età giovanile al fatto di costringere sempre la vista su questi tablet con una luce artificiale e via dicendo. Tuttavia non ne siamo ancora tanto sicuri, tanto che qualcuno invece dice che è la mancanza di luce solare, perché questi stanno sempre in casa a guardare cose con la luce artificiale, quindi non sviluppano quei meccanismi di normale formazione dell'occhio. L'ergoftalmologia è una branca interessantissima e faremo un congresso proprio a Padova su questo tema, dal 7 all'8 ottobre all'Orto Botanico, quindi ci sarà l'anno.
Nel 2016, tra un mese. Sai che i congressi si comincia a prepararli anche ottobre di o, anni. gennaio? 7-8 ottobre Del prossimo anno? del 2016, ma ormai ci siamo, Vito. Insomma, madonna. È finito ormai. Perché si diventa vecchi, Dio non va piano. Mamma mia, quando sarà il momento, se vivrò ancora, chiamami perché mi interessa, perché a parte che ti avrò ancora ospiti il prossimo anno, quindi non ti mollo, anche se la Rai cerca di fregarmelo. Ma Vladimiro De Marco dice, ma come l'ho visto in Rai? Te lo frega, ragazzi. Finché non va a Canale frega. 5. Finché non va a Canale 5. Ma no, può andare dove vuole, ragazzi. Per dimostrare la sua bravura è giusto che vada. Perché quando uno racconta verità, fa buona informazione ed è un genio, cioè i geni devono essere conosciuti. Allora, diciamo che innanzitutto per ringraziarla chiaramente del suo invito, che accetto sempre volentieri, rivolgo gli auguri di buon Natale e buon anno a tutti quanti i telespettatori. E dire che per i politici invece c'è da dire non tagliate in sicurezza, ma non tagliate neanche in sanità, perché se tagliate in sicurezza non possiamo garantire la vostra tranquillità. Se tagliamo in sanità con tutte queste malattie, la ricerca chiude e come diceva il dottor Galan, non si può andare a trovare altre malattie. Quindi, altre cose. buon Natale a tutti. Quindi buon Natale e ci rivediamo, penso sicuramente il prossimo anno ci rivediamo. Certo, Madonna, se non moriamo se non moriamo siamo...